questa Buddha. Bello ragazzi, questa Bella. Buddha e dopo questo ballo col Piocco possiamo prestarci ad entrare dove avevamo finito la settimana scorsa, nelle due camere, Verde e Ciano. Sbagliato. No, sbagliato, è vero. Perché il Piocco, prima di registrare, si è accorto che quando abbiamo risolto l'enigma bianco, qui si è accesa una luce, mentre in quello blu no. E quindi noi adesso rientriamo per vedere cosa sia successo, giusto Piocco? Esattamente. Bene, Usu, andiamo tutti insieme. Qua. Ah, e noi ci di sabba. Noi abbiamo il respiro. Perché qua ci mette un quarto d'ora a risalire? Non lo so, fa molto incazzare a dire la verità. Ma io faccio il zigzag che ci mette di meno. Hello. Stranamente il Piocco subisce danno. Crependo semini. Quindi, allora, qui sotto si era aperto ed eravamo già andati. Sì. Ah, ecco, ma che cretini. Va, Ah, va, dovrebbe essere a posto. Penso, almeno, è l'unica leva che... A meno che non ci sia una quarta leva nell'altro angolo, ma... ma non penso. Aspetta a vedere. Manco Deo. No, beh, dai che vedere su tempo. Me da. Sali! Beh, anche la puta. Cess. Rendo semineddu. Il Piocco mi fa troppo ridere con quella cazzo di skin. Vediamo se si è acceso. Ole, manco buona pizza. No. Dobbiamo andare a cercare l'altra. Oh godness, oh godness. Ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Il Piocco vi ama tutti. Però vi ama di più la Puda, Beh. Più che altro il Piocco ama di più la Puda e la Puda ama di più a voi. Quindi è un triangolo, giusto? Triangolo no. Non l'avevi considerato? No. Allora, quella è Allora. accesa. Quella qua sotto pure. Quella lì a casino lo stesso. Ma non è che... Ce ne sarà un'altra da questa parte. Ecco, lì ho visto qualcosa. No, luce. E luce. Qua c'è uno baule. Mo' non ci rimarremo 40 anni qui. Vai, mi faccio un giretto sotterraneo. Poi è giusto? acceso. Qui dal baule avevamo preso tutto. Mi sto facendo un piccolo giretto sotterraneo per vedere se c'è qualche mascalzone che c'è sfuggito. Oh no, Piocco. No. Provo a vedere qua. Aspetta un po'. Non è che si è rispento questo. No, qui è acceso ancora. Ragazzi, noi stiamo ponderando. Azia. Dove sei? Vicino a quella specie di... Sei davanti a me. Ah, attiva def. Però a me non torna. Cioè, perché? Cosa c'è scritto in questo cartello? Allora, all the circuits. You may need to hold the button for a while.
Sento qualcosa che si apriva e si chiudeva. Adesso l'ho spenta. Sali! Capito? Eh? Adesso l'ho spenta un attimo. Andiamo a vedere se era quello che si era aperto. Scusate quest'attimo di concentrazione, ragazzi, ma... ecco che cos'era. Eh? L'acqua. L'acqua. Non scende più d'acqua. Mm. No. Scusate se ho rotto questo blocchetto, ma... No, Bogadu. Più che altro da lì su scende acqua. Sì, infatti. Non è che tipo bisogna risalire quel corrente? Boh. Proviamoci. Adesso lo riaccendo qua. Proviamo. Sì, se magari va però. Oh, sono caduto. Penso sia improbabile, però. Aia. Infatti non è quello. Però perché si apre quella specie di cascata? Qui, In nona. sotto. Bingo! Ma dove? Finally, No. the last lever I'm done here. Ah, si è aperto anche sotto, vedi? Sì. Non ci avevo pensato. Sotto c'è altro ancora. No. Che polli, non ci avevo pensato ad andare sotto. Eppure si poteva anche guardare scendendo. Vabbè, mamma che ci sono gli occhi qua. Beh, andiamo a vedere se si è accesa la luce. Ragazzi, qui gli enigmi ci tengono a testa, eh. Oh no, Piocco. Sì. Stavo per sclerare brutalmente perché non riuscivo a... A risalire. Sì. Minchia, quanto cacco si mette però. Infatti Dommi da pazzo tutto da una rara. Tanto non cambia un cazzo a... Oh. Traduci per coloro che... Ah, faccio tutto in una volta, tutto in una rirara. Letteralmente significa tutto in una... In una tirata. in Si è una acceso. tirata. Ok, adesso andiamo in quello ciano perché il verde è il mio colore preferito. Ci andiamo dopo. Ragazzi, il vostro invece qual è il colore preferito? Questa è strana. Allora, which one should I pull? Quale delle due devo streccare? Vediamo un po', ragioniamo, vediamo se c'è qualcosa. Le torce da questa parte sono 1, 2, 3, 4. Da questa parte sono 1, 2, 3, 4. È uguale, però potrebbe esserci qualcosa qua fuori che ce lo fa capire. Oh no. 4, 3. 3. 3. Io controllo su se magari in direzione non c'è qualcosa di strano. In noi c'è una... Qua c'è una piccola porta. Vabbè, questo è semplicemente per... intanto ho trovato una pepita io. No, vabbè. Ne tiriamo una a caso? Mi sa proprio di sì. Dato che in questi giochi scegliamo sempre la sinistra, di andare verso la sinistra. Aspettami, arrivo e tiriamo la sinistra. Oh, mi senti? Sì? Tu? Ah, ok. Sì. Beh, ragazzi, piccoli inconvenienti. Beh. Tiriamo la sinistra, vai, senza pensarci più. Vai. Aiuto! Cosa è successo? TNT, dov'è? Non lo so. Si è chiusa. Secondo me... Ale! Eh? Si sta riempiendo di lava la stanza. Fuirida. Wrong one. Era quella sbagliata, Dixit. Perché ridi? Perché ne avevo dubbi che avremmo scelto quella sbagliata. E allora sul momento avresti dovuto dirmelo. This is too far for me to jump. Troppo lontano per me per saltare. Ho un'idea. Eh?
Proviamo a riempire questi buchi così. Magari mi sembrano strani che siano piazzati così. Magari si apre qualcosa. No. Vabbè, però. Ah, vabbè, c'è un. Ale? Ho sentito qualcosa che si apriva e si chiudeva. Ah, sì, io sono su delle pressure plate. Vai, vai, vai. Devo scendere? No, devi c'è una andare. scala? No, devi andare, Ale. Andare dove? Vabbè, rimani sulle pressure plate, va. Andare dove secondo te? Destra tra parti. To. Vai, sali. Già comprendo una pizza. Siamo caduti qua, no? Sali nella scala. Una volta che sei caduto là, si schiacciano delle pressure plate. Quando si schiacciano delle pressure plate esce questo coso qua. Ah. E come fai tu a tornare? Eh. This better the right one. Aspetta. Vediamo un po'. C'ho paura a tirarla. La tiro? Tirala, tanto. Non c'è niente qua dietro. È successo qualcosa da un'altra parte. Sì, qui dietro probabilmente. Sì, si è aperto. Dovrebbe essersi aperta la porta giusta, forse. Andiamo a vedere. Olè. Caminim, spazza, camin. Ma scusa, ma se io adesso tiro a destra? Non succede nulla. Allora Ale, dobbiamo passare tutte e due da quella. Vieni. Sto arrivando. Vai, passa. Sì, e io come faccio a passare? Così. No, aspetta. Scendi. Va. Ah. Sì, ho lanciato un pezzettino di cosa sulla pressure plate. Beh, qua c'è scritto di non mettere blocchi, non di non lanciare pezzettini. Ok, eccoci. Aia. Must be the wrong way. E questo? Vabbè. E una pressure plate. Io direi di schiacciarla top. Prima voglio vedere. Voglio mettere il naso avanti. Ah! Beh, abbiamo già acceso sono le tornati. luci. Già. Scusa, questa pressure plate? Cos'è? Cosa è successo? Sono rimasto cravato dentro. Scusa, questa pressure plate ci apre verso là. Vabbè, riaprimi va. Beh ragazzi, abbiamo risolto anche quell'acciano. Adesso possiamo andare. Ah, Ale, c'ho un blocco d'oro io. Ma quando l'abbiamo presa, scusa? Ah, ce l'ho anche io. Ah, forse TNT quando è esploso. Perché si è notato nel pavimento e nelle pareti c'erano. Sì, delle il problema decorazioni. lo sai qual è? Che il blocco d'oro teoricamente risolve anche una porta della libreria, te lo ricordi? Sì. Però non penso sia quello. Cioè, è una chiave quel blocco d'oro che dobbiamo trovare. Vabbè, noi facciamo le cose con ordine. Se troviamo un blocco d'oro in enigmi vuol dire che è quello che dobbiamo usare. E non questo che. The garden. C'era già una chest. A pepite. Read hint 5. If you can't solve the puzzle. Ma io non le leggo Ma di hint. noi. Qua c'è una cassa. Già presa la pepite. Ah. Allora, qui c'è una porta con una leva. Qui c'è una specie di torrente. Qua c'è una cassa. Slime balls, really? Prendiamo le palle degli slime. A questo punto che cosa bisogna fare? Lasciarle cadere nel torrente? Ci sarà una pressure plate? Probabilmente. Vabbè, proviamo. Beh, non va? Dov'è che sono caduto? In una stanza. Si è aperto qualcosa. Si è aperto qualcosa. E forse sono io. Aspetta che riscendo giù. Secondo me. Sono io? No, non Qua penso. sotto c'è cosa?
Secondo me la pressure plate che... Sposta via un attimo. Devono esserci pressure plate. Quindi noi dobbiamo tirare le slime balls dove vediamo che vanno le correnti. Quindi una qua. Una l'ho tirata laggiù. Poi vediamo se ci sono altre correnti. Quella lì già. Ok, un'altra corrente qua. Ce n'è una qua. E forse dovrebbe essere 3. Basta perché lì ci sono colori diversi. Eccolo. Ecco. Sì, però perché dura così poco? Ah! Non è che ne devo metterne di più? Ora è tornato. Sì, però cos'è che si apre? Qui Sì, cambia il colore, però è una combinazione, a qualcosa dovrà servire. La porta non si apre. ah, cambia il colore. Sì, vedi? Non l'avevo visto che cambiasse il colore. Allora probabilmente bisogna fare una combinazione di colori. Adesso sono 2 blu. No, poi te dovrà cambiare. Ah, ma cambia da solo. No, cambia perché ho messo tutti quei cosi. Ah. Vabbè, scendiamo giù, magari riesco a riprenderli. No, ma qua no. Vabbè, comunque adesso magari rimettendoli ricambia. Adesso sono tutti e 3 bianchi, no? Sì. Proviamo a farli tutti e 3 blu. Ragazzi, qui noi ci impegniamo. Quello centrale e blu. Kusuburu. Manca solo l'ultimo. Già. No. No. Perché cambiano come cazzo gli pare. Non è che ha tempo. Boh. Facciamo una cosa. Prendi delle slime ball. Vieni. Prese? Sì. Tu vieni in questo qua. In quello qua. Questo qua in fondo. Ok? Mm. Quando ti dico di tirare la cosa, la devi tirare con Q, no? Via. La tiri, ok? Mm. Pronto? Mm. Aspetta. Vai. Beh. Dai, ne manca una. L'hai tirata? Sì. Cazzo. Più in fretta, Ale. Sei pronto? Oh. Dai che vado a riprenderle. Ma perché devi ma una ne devi tirare. E non bestemmiare. Ah, beh. Qua c'è l'alarm. Non le ritrovo nemmeno. Toh, te le do io, vieni. È una cosa a tempo probabilmente, quindi se ne vanno chissà dove. Tieni, vieni, prendile qua fuori. Una alla volta tirale, Mm. Come le palle. Quando da successa. Eh. Pronto? Aspetta. Vai, tira. Vediamo. Perché non succede niente? Ah, ecco. Si è aperta, si è aperta, si è aperta, si è aperta, corri. Che cosa, che cosa? La porta? No, vaga. Ragazzi, un plauso a Sabuda. Subioki che con il tempismo perfetto. Ok, possiamo tornare qua. Adesso che abbiamo illuminato tutte le cose? Forse, perché una non sappiamo se è illuminata. La Peppa e la Peppina. Cavao, subito. Allora, leggiamo un po' qua. Oh yeah, two down, one to go. Bene. Poi now I just need to find my way out of this temple. Then I need to find a way back to the library. Another portal maybe. I wonder if there are any around. Ah, amici, il coso d'oro. Bene. Così sappiamo che ce l'abbiamo. Prendiamo anche Blaze Road. Sì, non Road, Blaze. Polvere di Blaze che magari può servirci. Sì, ma io voglio aprire queste porte però. Why I can. Ma non c'è niente dentro. Open the door. Ma io voglio andare lo stesso.
Beh, seguiamo la strategia di prima, magari. Anche perché c'è scritto Now I just need to find my way out of this temple. Then, quindi ho bisogno di trovare la via per andare fuori da questo tempio. Poi ho bisogno di trovarla per tornare alla libreria. Allora, non credo che dobbiamo tornare su con l'acqua, no? Comunque ragazzi, io direi qui interrompiamo questa puntata e ci sentiamo alla prossima. Bella! Bella.